La storia di Ilaria Alpi e Milan Hrovatin, un cartone animato per i ragazzi delle medie realizzato da un gruppo di animatori di Cona. Secondo lei come mai l'attenzione internazionale si è concentrata su Mogadiscio e ha un po' dimenticato il resto della Somalia, soprattutto queste regioni? Perché la mass media mondiale ha bisogno delle cose brutali e a Mogadiscio succedono le cose brutali. Dalla realtà al disegno, quella realtà che riporta al 20 marzo di 17 anni fa. Era il 1994, era Mogadiscio, era la guerra civile somala. Ilaria Alpi e Milan Hrovatin lavoravano per il TG3 e sono morti, uccisi in un agguato, colpi di arma da fuoco contro la loro auto. Che cosa successe di preciso non si sa ancora. Ci prova a raccontarlo un film che sceglie non le immagini dal vivo, ma la matita dei cartoni animati. Ilaria e Milan alla ricerca della verità è il titolo. L'idea è di Marco Giolo, 35 anni, partorita nel suo studio di animazione nel Veneziano, a Pegolotte di Cona. Non è un documentario, non è un film inchiesta, è un cartone animato che si avvicina di più al genere surreale. Questo per avvicinarlo di più al target a cui è destinato, che sono i ragazzi delle medie inferiori e superiori. Un film ispirato a quel marzo del 1994 e che da lì vorrebbe arrivare fino ai giorni nostri. Vorrebbe perché di quel film al momento sono pronti 13 minuti. Ci lavorano dal 2001 ma mancano i fondi e si va avanti quando si può con l'aiuto gratuito di amici, colleghi, allievi a cui Marco insegna in una scuola di animazione a Padova. Allievi come Salvatore, 23 anni di Arzignano, che sogna di fare questo mestiere. Diciamo che secondo me le possibilità di entrare in questo campo sono quantomeno al pari dell'attuale situazione lavorativa in Italia. Se non vedo non credo. Ilaria e Milan nascono dalla matita, una volta stabilito lo storyboard, il piano dell'opera. Si muovono su sfondi colorati rigorosamente a mano. Vengono acquisiti a computer e colorati, montati, doppiati, animati con programmi appositi. Ilaria Alpi? Sì. Il problema sono i costi e il fatto che in Italia il settore dell'animazione arranca. Il problema è che gli studi italiani acquisiscono il lavoro e lo danno da fare nei paesi a basso costo di manodopera, cioè soprattutto Cina e Corea. E quindi questo purtroppo toglie lavoro agli artisti italiani. Più che la tecnica in sé è importante proprio essere stimolati e crederci. È la società che manovra. Sai il nome della società? Il nome? Non posso. Il film non cerca la verità, anche perché la verità è lontana dall'essere scritta. Nel 2006 la commissione parlamentare d'inchiesta, presieduta da Carlo Taormina, ha prodotto 2 relazioni, una di maggioranza, l'altra di minoranza, e 2 esiti opposti. Nei 12 minuti c'è anche questo, ma ci sono anche altri aspetti, di fantasia. Per finire servirebbero 50.000 euro, spiega Marco, un decimo dei soldi che di norma si stanziano per progetti simili. Finanziamenti che hanno cercato, ma non trovato, e così si lavora gratis. Io penso che il motivo sia da ricercare un po' nell'argomento così un po' spinoso, diciamo, che per molti potrebbe essere un po' difficoltoso da distribuire poi, da trasmettere in televisione. Fu davvero un tentativo di sequestro finito male, come ha spiegato Taormina, oppure Ilaria e Milan vennero uccisi per aver ficcato il naso in un traffico illecito di armi e rifiuti tossici via mare? A gennaio scorso, un'altra commissione parlamentare d'inchiesta sugli illeciti del ciclo dei rifiuti ha deciso di riaprire le indagini sulla morte di Ilaria e Milan, proprio in relazione alle cosiddette navi dei veleni, cariche di rifiuti tossici o radioattivi da scaricare in mare o in paesi africani.
A casa di un faccendiere sospetto, in un fascicolo denominato Somalia, con dentro documenti sullo smaltimento di scorie, c'era un lancio dell'agenzia di stampa ANSA sulla morte di Ilaria. Un tassello di verità che forse si aggiungerà al film di Marco, sempre che riesca a finirlo.